Per passare dalle offese alle mani è bastata una manciata di secondi. La rissa però non è avvenuta al bar o in strada, ma un'altra volta nelle corsie del pronto soccorso dell'Angelo. Ad essere aggredito in questo caso un vigilante intervenuto per calmare gli animi. L'addetto alla sicurezza è intervenuto per la reazione violenta di un parente, forse il marito di una signora che dopo un malore stava per essere dimessa dall'ospedale. I parenti l'avevano accompagnata al nosocomio. Una volta controllata dai medici, la donna era stata rassicurata dicendogli che poteva tornare a casa, cosa che probabilmente ha infastidito gli accompagnatori tanto da spingerli alle offese e poi all'aggressione. Per il direttore generale Edgardo Contato, questi esecrabili episodi di violenza vanno fermamente condannati. Tanta solidarietà nei confronti dei nostri operatori che quotidianamente devono confrontarsi con mille problemi e questo per noi dovrebbe essere l'ultimo, quello di dover relazionare in maniera violenta con il pubblico diventa una cosa veramente deprimente. Alla fine, per riportare la tranquillità in reparto, è stata chiamata la polizia che, subito intervenuta, ha identificato alcuni componenti della famiglia di etnia rom e denunciato il protagonista della baraonda. Da tempo l'ASL 3, serenissima in accordo con la prefettura, sta lavorando ad un protocollo di sicurezza con le forze dell'ordine per cercare di saper contenere e gestire gli episodi di violenza all'interno dell'ospedale. Il problema del conflitto in certe aree, la psichiatria, il pronto soccorso sono direi una nota dolente e conosciuta. Bisogna trovare insieme, e qui il Covid ci ha aiutato, proprio lo spirito di affrontare assieme a vari livelli istituzionali, ma i problemi cercare di dargli una risposta comune. Questo ci ha spinto appunto assieme alle forze dell'ordine a ragionare e trovare delle modalità di interazione che siano consone proprio a affrontare il problema e se possibile anche a ridurlo.